Anche il fidanzato Francesco al funerale di Federica Brollo, la ventenne morta nello schianto ad Altivole. Al volante c'era lui, la lettera letta dal parroco di Cairano: amore mio, dentro di me lasci un vuoto. Tragedia della strada a Jesolo, un'anziana 77enne di Fontanelle perde la vita schiantandosi con l'auto contro un tir, forse un malore alla causa dell'improvvisa sbandata della vettura. Armati di pistole e giocattolo danno l'assalto a una sala slot di Susegana, i due banditi messi in fuga dal gestore, i concitati istanti ripresi dalle telecamere. Ecco la nuova viabilità che dovrebbe mettere pace tra ciclisti e pedoni lungo i passeggi di Viale Vittorio Veneto a Treviso, tolleranza fin dopo le feste, da gennaio scatteranno le sanzioni. Via 47 km di elettrodotti a Volpago Terna incontra i cittadini per spiegare i benefici della nuova stazione elettrica, ma malgrado le rassicurazioni tra la gente rimane la preoccupazione. Sempre più anziani e sempre meno bimbi, la Marca Trevigiana invecchia inesorabilmente, l'allarme della CGIL, provincia al di sotto della soglia di sostenibilità economica e sociale. Capodanno, attenzione ai divieti, Casugana proibisce i botti dal 30 dicembre al 7 gennaio e torna anche l'ordinanza sui panevin. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che punta la sua attenzione su, innanzitutto in primo piano, sul dolore di Cairano San Marco, la città che oggi si è stretta attorno alla famiglia di Federica Brollo per l'ultimo addio alla ventenne morta nel tragico schianto di Altivole. Presente al funerale anche il fidanzato Francesco, che era con lei in quegli istanti drammatici, e una sua lettera è stata letta dall'altare. Mamma Claudia poggia con delicatezza sulla bara il costume. Inizia così, con questo gesto d'amore per ricordare la sua enorme passione per il nuoto, l'addio a Federica Brollo. 20 anni e un sorriso spento dal terribile incidente di Altivole. A Cairano la comunità si ferma e poco dopo anche le compagne del Monte Belluna Nuoto omaggiano il feretro con una sciarpa firmata da tutte loro. Poi l'entrata in chiesa ed accanto a papà Adriano, mamma Claudia e la sorella Francesca c'è anche lui, Francesco Ziglio, il fidanzato di Federica, che era con lei nell'auto in quegli istanti terribili. Sull'altare il parroco legge una lettera scritta proprio dal ragazzo, distrutto dal dolore e dal rimorso di aver causato la tragedia, inconsapevolmente. Caro amore mio, scrive, non ho parole per descrivere il dolore e il vuoto che hai lasciato dentro di me. E continua ricordandola con lancinanti parole. Il giovane sa di essere sulla bocca di tutti in questi giorni e lo sa anche la comunità intera. In questi giorni abbiamo ascoltato e letto un sacco di parole, tante parole belle che ci hanno fatto gioire, ma anche tante parole che hanno fatto e fanno male. Andare avanti è il monito, andare avanti rispettando la vita nel nome di quella gioia che Federica esprimeva, gioia e generosità. Il suo ultimo regalo, la donazione degli organi, per scelta dei genitori. La vita ve l'ha donata e voi ora l'avete in qualche modo ridonata. Poi è davvero addio, per sempre, alla dolce, unica, sfortunata Federica. E in un tragico incidente stradale a Jesolo ha perso la vita oggi una anziana 77enne di Fontanelle, una tragica sbandata e poi lo schianto contro un tir. L'improvvisa sbandata all'altezza del Ponticello, di fronte all'ingrosso di Bibite Dalcin, l'auto che invade la corsia opposta proprio nell'istante in cui sopraggiunge un tir. L'impatto, la vettura che carambola contro il guardrail e finisce nel fossato. Ha perso la vita così questa mattina verso le 9 a Jesolo, in via Roma Sinistra, una 77enne di Fontanelle, Maria Littoria Falchetto. Illeso il conducente del mezzo pesante, che non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Non è chiaro se l'invasione di corsia sia stata causata da una disattenzione o da un malore. Sull'asfalto segni di frenata non ce ne sono, l'impatto con il tir è stato violentissimo e malgrado l'auto della pensionata non fosse una piccola utilitaria ma un SUV, per lei non c'è stato scampo. A bordo, insieme alla 77enne, un cagnolino ritrovato ancora vivo. La donna fin da subito è risultata priva di sensi, i paramedici del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimarla ma invano. Sarà la procura ora ad accertare eventuali responsabilità, anche se la dinamica del sinistro appare chiara. La 77enne, vedova da alcuni anni, abitava a Lutrano in via Costariol ed era attiva nell'associazione La Fonte. Lascia i figli che vivono in Francia e un fratello che abita a Ormelle. Una signora che conosco bene e è già stata approvata anche da altri dotti familiari e veramente siamo rimasti un po' tutti sconvolti perché è una signora
una degna persona, una persona assieme con le associazioni che collabora e fa, molto attiva. La strada in cui è avvenuto l'incidente è rimasta bloccata fino all'1 per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, quindi nel pomeriggio il tratto in cui è avvenuto il sinistro è stato nuovamente chiuso per consentire l'accurata pulizia dell'asfalto. Attimi di paura in una sala slot di Susegana, malviventi armati di pistola che cercano di rapinare il gestore, ma vengono messi in fuga dallo stesso gestore che dice: se avessi avuto altro in mano li avrei stecchiti, e tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. È da poco passata mezzanotte. Romeo Antoniazzi, gestore della sala slot Mirage di Susegana, è nell'ufficio che ospita la cassa. Nel locale in quel momento con lui ci sono 3 clienti. All'improvviso, come mostrano le immagini del sistema di videosorveglianza, entrano 2 uomini di colore, corporatura robusta, il volto travisato da passamontagna e dal cappuccio della giacca. Entrambi in mano stringono una pistola. Mi hanno buttato la pistola alla testa e mi hanno detto: dammi i soldi che se no ti sparo. Sono attimi concitati. Romeo Antoniazzi non si fa cogliere dalla paura, ma anzi intraprende una colluttazione con uno dei 2 malviventi. Compulsivamente con la mano scacciato la pistola, è caduta per terra, si è spezzata in 1000 pezzi perché era di plastica, quindi là ho capito che erano 2 pistole finte e li ho aggrediti e li ho cacciati fuori a calci nel culo. E poi li ho rincorsi anche con un oggetto contundente che ho trovato nella sala e le ho spazzato sulla schiena. I 2 fuggono. Sul posto arriva una guardia giurata avvertita dal sistema antipanico attivato dal gestore. Pochi minuti e sopraggiungono anche i carabinieri. In 20 anni di attività, racconta Romeo Antoniazzi, ho subito diverse aggressioni e rapine. Uno ce le porta anche dietro questa rabbia e in questa occasione mi è venuta fuori un'energia paurosa. Se io avessi avuto qualcosa di più pesante li avrei stecchiti qua davanti a me. Ora parliamo delle ex popolari. Oggi e in questi momenti l'attesa audizione in commissione d'inchiesta bicamerale a Roma di Gianni Zonin, e molte le parole dell'ex presidente dei Popolari di Vicenza. Tra i suoi interventi un momento fondamentale, cruciale, quando svela il momento in cui ha scoperto della vicenda delle baciate. Sentiamo allora questo passaggio dell'audizione di poco fa. Alla fine del 2014 un dipendente che aveva cambiato banca chiedeva una certa liquidazione, non lo so. Comunque ha scritto una lettera asserendo che in qualche filiale ci possono essere dei finanziamenti baciati. Questa lettera è stata data alle strutture interne, al direttore generale e a altri 5 diversi uffici dirigenti, e alla fine l'organo di controllo ha detto che hanno letto, hanno guardato, ma non hanno trovato nulla. Poi c'è stato un altro fatto. Nella primavera del 2015, mi pare, no, forse il 2014, nel bilancio, nell'assemblea del 2014, un socio, rivolgendosi al presidente del collegio sindacale, gli ha detto che gli risulta che in qualche filiale ci sono dei finanziamenti baciati. Il presidente del collegio sindacale con tutto il collegio ha fatto le sue verifiche e dopo 2 o 3 mesi hanno mandato e hanno verbalizzato che a loro non risulta e non hanno trovato nessun finanziamento baciato. Per quanto riguarda la conoscenza da parte del Consiglio di amministrazione e del sottoscritto, io l'ho saputo il 7 maggio 2015. Ero a Milano a colloquio col capo degli ispettori a BCE, che ho chiamato il direttore e ho detto: ma cos'è questa faccenda delle baciate? Comunque io sono venuto a conoscenza il 7 maggio, se vuoi dico l'ora anche. E poi ha proseguito rispondendo ad altre domande. Anche ora Unicredit ha preso il top della Banca d'Italia, cioè Fabrizio Saccomanni, e dico che ha fatto benissimo così. Zonin ha risposto al deputato Dal Moro del PD che in commissione d'inchiesta gli ha chiesto del fenomeno delle porte girevoli
di ex funzionari pubblici assunti dalla banca. Zonin, dopo che Dalmoro ha elencato una lista di varie persone assunte nel corso degli anni e provenienti da organi di vigilanza e GDF e Guardia di Finanza, ha replicato come non era compito del Presidente assumere personale. Veniva assunto dal direttore generale che faceva le sue scelte e se si trattava di dirigenti portava il nome in consiglio. Le cose le ho viste dopo, quando arrivavano in consiglio. Io comunque, ha concluso Zonin, guardo le persone, se le persone sono brave, serie, sanno portare avanti la banca, il resto, ha detto, non è compito mio. Lasciamo la questione banche, torniamo in città a Treviso con la nuova viabilità dei passeggi di Viale Vittorio Veneto, molto attesa, in vigore da oggi. Via le coperture, svelati i cartelli con la nuova segnaletica che oggi regolamenta la circolazione di bici e pedoni in Viale Vittorio Veneto. La vecchia pista, realizzata nel primo mandato Gentilini, non a norma e che nessuno voleva percorrere perché troppo pericolosa, è diventata a senso unico di marcia dal centro verso Santa Maria del Rovere. Gli attuali passeggi sono stati divisi in 2 corsie, una per le bici dirette verso Porta San Tommaso, l'altra per i pedoni. Un problema annoso, quello della convivenza tra bici e pedoni sui passeggi, evidenziato mesi fa da un cittadino con tanto di esposto in procura e che la Giunta ha dovuto risolvere. Un'eredità dannosa in certi casi, no? Nel senso che la pista ciclabile non era utilizzata e non poteva essere utilizzata in modo sicuro. In questo modo, grazie al progetto che ha messo a punto la Polizia Municipale, la pista ciclabile esistente può essere utilizzata con sicurezza in un senso, i passeggi possono essere utilizzati in modo sicuro sia dai pedoni che dai ciclisti. Ora, per una ventina di giorni, la Polizia Municipale metterà a disposizione dei cittadini 2 agenti. Daranno le informazioni utili per far sì che la pista ciclabile e la pista pedonale venga percorsa secondo le norme del codice della strada. Solo dopo le festività, tra metà e fine gennaio, scatteranno le sanzioni per chi non rispetterà la nuova viabilità. Sempre da Casugana torna l'ordinanza che vieta l'uso dei botti di fine anno, l'ordinanza che vieta in modo assoluto dal 30 dicembre al 7 di gennaio l'accensione e anche i lanci dei fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale. La sanzione prevista va da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Allora sentiamo le parole su questo dell'assessore all'ambiente Luciano Franchin, assessore che parla anche del ritorno del regolamento sui panevin. Sentiamo. Lo scopo è, lo dico sempre, meglio passare una serata in famiglia, in allegria con gli amici che in pronto soccorso. Ogni volta vengono registrate situazioni abbastanza preoccupanti di persone che si feriscono, bambini eccetera, perché hanno lanciato i petardi o hanno raccolto materiale che non è stato utilizzato, inesploso. C'è il problema dell'inquinamento dell'aria, una quantità rilevante di questi prodotti è inquinante in grossa misura, quindi abbiamo voluto anche avere attenzione su questo tema, e infine il rispetto delle persone e degli animali. Si potranno fare i panevin, quelli autorizzati, no? Quelli di quartiere che hanno l'autorizzazione della pubblica sicurezza, alti 2 metri, larghi 1,5 metri. Allora parliamo di una marca che invecchia sempre di più, sempre più capelli bianchi, sempre meno passeggini, è una marca appunto che invecchia inesorabilmente con pesanti effetti socio-demografici. Una provincia sempre più vecchia, dove calano i nuovi nati ed il rapporto tra giovani ed anziani è ormai al di sotto della soglia di sostenibilità economica e sociale. È il quadro che emerge dall'analisi socio-demografica della provincia di Treviso dal 2012 ad oggi, realizzato dallo SPI-CGIL. Aumentano le classi di età di persone ultra 65 anni, ultra 80 anni e anche ultra 90 anni, per cui ci vogliono nuove politiche per l'invecchiamento attivo e ci vogliono politiche per far sì che le famiglie abbiano dei sostegni per aumentare il tasso di natalità. Cresce il numero degli over 65, 18.000 in più in 5 anni, con picchi davvero allarmanti in alcuni comuni come Vittorio Veneto, dove gli anziani sono oltre il 27% della popolazione, seguito da Tarzo e Conegliano 26% e Treviso 25,8%. Di contro i giovani da 0 a 14 anni sono sempre meno, un calo di quasi 4.800
100 ragazzi sempre negli ultimi 5 anni. Il record, si fa per dire, di under 14 va a Loria con il 17,6% del totale degli abitanti e complessivamente un calo costante si registra anche nella fascia di popolazione attiva, quella compresa tra i 14 e i 65 anni d'età, uno squilibrio generazionale che impone delle azioni urgenti. Noi pensiamo che il settore del welfare sia un settore strategico che va programmato per quanto riguarda la nostra provincia. Programmato vuol dire che dobbiamo pensare oggi come rispondere ai sempre più persone anziane e questo vuol dire strutture, ma vuol dire soprattutto persone, personale, risorse pubbliche, perché stiamo parlando prevalentemente di lavoro pubblico. Dobbiamo far diventare quel settore un settore che dà risposte occupazionali e allo stesso tempo dà risposte a bisogni che, come dicono i dati, sono crescenti. E a proposito di vecchiaia e geriatria, qui passiamo alla sanità, uno dei reparti con maggiori criticità dell'ospedale Cafoncello in relazione soprattutto alla carenza di medici, problemi che l'ULSS 2 sta cercando di affrontare proprio in questi mesi. Carenza di medici in alcuni reparti dell'ospedale Cafoncello, un problema annoso che rischia di diventare vera e propria emergenza in alcuni momenti, come ieri, giornata di sciopero nazionale, tant'è che in questi reparti, come geriatria e medicina, i sanitari, pur di non mettere in crisi l'assistenza ai ricoverati, hanno aderito idealmente alla protesta, ma sono andati ugualmente in corsia. Io ringrazio per questo senso di responsabilità. Il sottorganico è un sottorganico provvisorio perché noi abbiamo 4 gravidanze che sono state a noi relazionate da poco. Abbiamo già chiesto alla Regione un'autorizzazione per sostituirli immediatamente, stiamo procedendo con le procedure. Problemi che riguardano soprattutto geriatria. Il dossier degli ispettori regionali, inviato anche in procura, evidenzia diverse criticità che l'ULSS 2 sta cercando di risolvere. Sulla geriatria stiamo lavorando in modo tale da creare 6 stanze nuove attrezzate di modo che dare confort ai pazienti e stiamo sistemando l'organizzazione. Ci vuole un po' di tempo, chiedo veramente un po' di pazienza. E pazienza serve anche per la sistemazione dell'area delle medicine, dove è in atto un'opera di realizzazione di nuovi percorsi. Mettere in opera i nuovi percorsi significa sistemare delle stanze e poi iniziare il processo organizzativo. Ci vuole un po' di tempo, l'avevo detto già, che ci vogliono almeno 6 mesi del 2018, però stiamo lavorando in tal senso. Ed ora a Volpago, dove stamani i tecnici di Terna hanno incontrato la cittadinanza per spiegare la realizzazione del progetto della nuova stazione elettrica, ma nonostante le rassicurazioni, le preoccupazioni di alcuni rimangono. Un nuovo volto del territorio di 13 comuni, di cui 12 nel Trevigiano, con la rimozione di 47 km di elettrodotti e con 30 ettari di terreno che saranno liberati dalla presenza di tralicci. Questo è l'ambizioso progetto di Terna che prevede la realizzazione di una stazione elettrica a sud dell'abitato di Volpago del Montello, in prossimità della Pedemontana. Non si tratta di un nuovo elettrodotto, ma si tratta di una stazione che viene inserita nel miglior modo possibile sul territorio, prevedendo un forte mascheramento della stazione stessa e riducendo al minimo i collegamenti di questa stazione alle linee esistenti. Il comune di Volpago sarà interessato dalla rimozione di 6 km di elettrodotti. Il progetto, che prevede tra l'altro anche il riassetto della rete, vede la rimozione dei tralicci da diversi siti sensibili, come da alcuni parchi per bambini, da una scuola primaria e dal centro sportivo. La stazione non cambia la situazione oggi esistente, anzi la migliora. Per quanto riguarda la stazione non c'è alcuna preoccupazione, perché i campi elettromagnetici vengono tutti contenuti all'interno della stazione stessa. Tutto questo è stato al centro di un incontro con la popolazione di Volpago, nel municipio del paese, un'occasione per i cittadini per esprimere le proprie preoccupazioni. Questa prima fase del 2017 è a nostro avviso propedeutica a questa seconda fase, che è quello del collegamento di Venezia Nord con l'Iens, cioè con l'Austria in sostanza. Noi non diciamo che siamo contrari in linea di principio, però devono dirci chiaramente come stanno le cose. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, presentato proprio a Treviso un centro per utilizzare anche nei nostri territori i fondi europei, opportunità che finora sia amministrazioni pubbliche che aziende private hanno colto soltanto in minima parte. Cosa c'entra una casa di riposo con una comunità digitale che si interessa di Europa? La risposta è in questa villa del XVII secolo lungo la Nuarese a San Giuseppe.
è la sede di Faber, fabbrica europea, un'idea nata all'interno dell'ISRA e che le case di riposo trevigiane oggi hanno proposto ad aziende e amministrazioni del territorio. Un luogo importante e un'idea di sviluppo della nostra società. E allora questo è il sogno che noi abbiamo fatto. L'obiettivo è di utilizzare le opportunità economiche messe a disposizione dai bandi che quotidianamente vengono pubblicati in tutto il mondo. E l'ISRA, prima di proporre, ha sperimentato in proprio con risultati a dir poco entusiasmanti, come ad esempio per questo progetto. SEFAC è il progetto che stiamo realizzando ed è un progetto che ci ha finanziato per 243.000 euro all'interno di un complesso di 1,5 milioni. Tutto questo pensando che l'Europa finanzia l'innovazione al servizio della terza età. Nel 2040 andremo quasi a raddoppiare le persone sopra i 65 anni. A questa età circa una persona su due girando per Treviso avrà questo tipo di età. E attenzione, questo numero duplicherà anche per le persone over 75. Un centro di attrazione per opportunità economiche che, sottolinea il presidente dell'ISRA, finora abbiamo mancato. Un insieme di cervelli che si comunicano e insieme crescono per far sì che i bandi europei diventino una cosa comune, non diventi un'eccezione. Noi abbiamo perso per anni un 7-8% dei fondi riservati all'Europa e non siamo stati in grado di portarli a casa. Siamo alla nostra rubrica sui presepi, come sempre al contatti che vedete in sovraimpressione potete scrivere una mail per raccontarci qual è il vostro presepe e lasciare il vostro indirizzo, importante, molto importante, lasciate il vostro indirizzo e il vostro riferimento di cellulare per venire da voi a riprendere il presepe, oppure potete lasciare un messaggio in segreteria al numero che vedete in sovraimpressione, oppure se volete mandare delle foto, mandare un video al 351 175 5340, la raccomandazione è quella di girare dei video con il telefono in orizzontale per avere una maggiore qualità, oppure come dicevamo potete chiamarci per venire da voi e noi verremo per riprendere la vostra creazione, come ha fatto la famiglia Poloni di Montebelluna. Vediamo. Il presepe l'ho sempre fatto da piccolo per l'insegnamento dei miei genitori, da quando diciamo, ho cominciato a capire cosa è il presepe e tutto quanto, e continuo sempre, ogni anno lo faccio. Ci sono le cose, le rocce del deserto, che le ho trovate da un amico e le ho portate a casa e così ho messo un po' il deserto e un po' la montagna, perché avevamo una chiesetta di montagna, come avete visto sopra la roccia del deserto. Un buon Natale e un buon fine anno e un buon principio del 2018. Speriamo che sia un anno veramente di pace, perché ne abbiamo veramente bisogno. Continuano intanto a uscire le dichiarazioni di Gianni Zonin, che abbiamo raccontato nel corso del telegiornale in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta come questa, parlando dell'acquisizione mancata. Il 27 dicembre 2013 incontrai Trinca e Consoli, quindi parlando di Veneto Banca, e dopo 5 minuti capii che non c'era nulla da fare per l'acquisizione, dice Gianni Zonin, l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza. E proprio delle dichiarazioni di Zonin in Commissione parlamentare e del processo, dell'inchiesta che si è aperta ieri con la maxi udienza delle banche popolari, si parlerà stasera a 20:10. Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso, ospite insieme all'avvocato Paolo Quaggetto. E poi alle 21:15 l'appuntamento che ritorna con la Zanzega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo in prevalenza buono sulle nostre regioni, tuttavia con qualche fenomeno a carattere sparso. Scopriamo dove nel dettaglio del 14 dicembre. Sul Veneto il tempo sarà spesso nebbioso, specialmente sulla pianura, anche coperto sul veneziano, sul trevigiano e sul bellunese meridionale. Più sole invece sul versante veronese.
Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori notturni tra 2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto su tutta la regione con precipitazioni generalmente deboli e comunque concentrate sul Goriziano e sul Triestino. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori notturni sui 4-5 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui invece sarà una bella giornata soleggiata con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, salvo locali e innocui addensamenti. Concludiamo con uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 2 e 9 gradi, valori notturni sotto zero a Bolzano, di poco sopra lo zero a Trento. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da sud-ovest, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.